Allora, siamo sempre insieme con Cristiano Caffini, segretario provinciale del SIAP, Sindacato di Polizia di Padova, uno dei principali sindacati. Stiamo parlando di un'altra questione che vi ha fatto sollevare quest'estate, intorno a luglio. Cos'è successo sostanzialmente? Diciamo che a luglio, dopo le dichiarazioni che erano state fatte dal Ministro dell'Interno, dal Ministro dell'Economia, abbiamo capito che la situazione, invece che andare verso una risoluzione, poteva continuare ad essere pregiudicante, come dicevo prima, per il nostro comparto, portando poi le conseguenze che insomma, Cioè, questa vi era ho una detto questione prima. economica, qual La era la questione è questione? economica, la Perché allora questione è si parlavano di prettamente tagli, no? Di economica. tagli lineari che dovevano essere fatti, che quindi prevedevano tagli alla pubblica amministrazione, se non sbaglio, quindi ai dipendenti pubblici, entravate, dipendenti dello Stato, entravate anche voi come forze dell'ordine, cos'era stato detto? Che non si Che parlava si sarebbe prorogato ulteriormente niente, il blocco che attualmente dell'aumento, abbiamo, non dell'aumento, ma dell'adeguamento. delle retribuzioni del tetto salariale e degli assegni di funzione. Allora, bisogna fare un piccolo, come dire, excursus storico per capire un attimo la situazione. Noi abbiamo un contratto come pubblico impiego bloccato dal 2009, ma non Quant'è è. la media di retribuzione che un poliziotto può prendere? Ma diciamo che un poliziotto prende uno stipendio che è sui 1.300-1.400 euro, voglio dire, e questo è un po' il taglio delle retribuzioni che abbiamo. Nel 2010, quando fu istituito il blocco al pubblico impiego, diciamo, fu fatta una scelta difficile perché ci fu detto il paese si trova in uno stato di difficoltà, bisogna fare un sacrificio. Ben venga il sacrificio quando viene spalmato su tutti. Certo, ma tutti, tutti, Ognuno, tutti. ognuno deve contribuire, ma ci mancherebbe, insomma, voglio dire, siamo i primi a dire che se c'è da fare un sacrificio lo facciamo, se è per qualcosa di superiore, per un bene, insomma, di tutto il paese. Però cos'è successo? È successa una cosa molto strana. Siamo partiti di un blocco delle retribuzioni del pubblico impiego che comprendeva tutto il pubblico impiego. Dopodiché è successo che per un cavillo tecnico questo blocco è risultato incostituzionale per la magistratura e quindi la magistratura ha continuato a percepire gli assegni, le indennità e gli aumenti. Dopodiché è successa un'altra cosa strana. Lo scorso anno il governo si è accorto di non aver applicato il blocco al comparto della pubblica istruzione. Eh, quindi la situazione diventava ancora più strana e dice ma come mai? Dice vabbè ormai non abbiamo applicato il blocco, che facciamo? Glieli togliamo ora e non gli sono stati tolti. Allora questo sacrificio, come dire, dal pubblico impiego si è andato sempre riducendo a pochi. Nella stessa Polizia di Stato si è attuata con questo blocco, come è stato fatto, una sperequazione assurda. Le faccio un esempio. Io che sono una persona fortunata, ho maturato prima del 2010, quando è entrato in funzione il blocco, l'assegno di funzione. Oppure sono stato promosso. Ok? Io quindi dal giorno dopo ho cominciato a percepire un reddito superiore in base alle mie mansioni e alle mie, come dire, specifiche. Mentre il mio collega, che è stato sfortunato, che ha vinto il concorso durante il blocco, si ritrova a fare il mio stesso lavoro, con le mie stesse funzioni, con le mie stesse incombenze, però continua a percepire lo stipendio che prendeva prima. Questa è una cosa, diciamo, di una disparità assoluta, perché se si fosse fatto, che so io, un prelievo forzoso in base al reddito, avrebbe colpito tutti indistintamente, ovviamente in base alla capacità contributiva. In questo caso specifico, invece, abbiamo una, diciamo, disparità tra lo stesso operatore che svolge la stessa funzione
che però magari l'ha maturata il giorno successivo. Ovviamente, come dire, con lo spirito di sacrificio che ci contraddistingue. Abbiamo cercato di rivendicare questa cosa nel corso degli anni, ma la risposta è stata sempre la stessa: non ci sono soldi, bisogna fare sacrifici. Ora direi che la misura penso che sia colma. Infatti, per la prima volta dal 81, da quando è stata fatta la riforma della polizia, si è creato questo cartello unitario, come dicevo prima, che non comprende solo le forze di polizia, C'erano anche i comprende i vigili carabinieri. del fuoco, comprende la penitenziaria, la Guardia di Finanza, i Coser dell'Esercito, dei Carabinieri, proprio per rivendicare questa disparità di trattamento e per far sì che tutto questo, voglio dire, termini come è previsto attualmente dalla legislazione con la fine dell'anno. Siccome, come le dicevo prima, le informazioni che pervenivano erano alquanto diverse da una situazione risolutiva, ovviamente abbiamo dovuto mobilitarci. C'è stata una convocazione, ci sono state delle convocazioni fatte dai nostri segretari nazionali con tutte le forze politiche, ovviamente, sia al governo che all'opposizione, per cercare di dirimere appunto questa situazione. Adesso, diciamo, si era paventata addirittura l'ipotesi di una manifestazione, di uno sciopero. Sciopero generale, si dice. Ecco, dello sciopero se ne è parlato molto. Allora, per quanto riguarda la polizia, noi non possiamo fare sciopero, perché ci è vietato per legge. Però c'è da dire che i vigili del fuoco lo possono fare. Per loro è normato, voglio dire. Per i carabinieri? Per i carabinieri no, anche loro non possono fare sciopero, come non può Ma farlo la Guardia di era anche Finanza. una specie di, almeno come era stato letto, un atto di insubordinazione nei confronti dei superiori, no? Era Ma qualcosa guardi, i di... nostri perché... superiori si ritrovano nella stessa situazione in cui ci troviamo noi. Se io, che sono l'ultimo degli operatori della polizia, perdo 100, 200 euro al mese, il mio dirigente, il signor Questore o il dirigente della polizia stradale, ne perde 1000 al mese. Ma forse già hanno delle posizioni magari diverse, che quindi Avranno la delle cosa non... posizioni diverse, ma anche per loro comunque è un danno economico. quindi la risposta è che La avrete un risposta al incontro... momento, diciamo, si era paventata l'idea appunto di una mobilitazione, di uno sciopero. Al momento è tutto in stand-by in attesa di un incontro con il Premier Renzi che ci sarà, almeno così è stato calendarizzato, il 7 di ottobre. Quindi aspettiamo di avere dal Premier una risposta, diciamo, Che tipo di aspettativa avete? Che cosa avete già, immagino, organizzato qualora la risposta ma guardi, sia attendista oppure non ci sia, di promesse, perché poi anche questo potrebbe essere un altro tipo di ipotesi, no? le aspettative, diciamo, è meglio non farsene. È meglio non farsene perché in questi anni, oddio, dal mio punto di vista sono positivo nel pensare che si possa trovare una soluzione, proprio in virtù del fatto della sperequazione della norma in sé. Nel senso, come dicevo, se fosse stata studiata, fatta ed attuata con altri mezzi che avrebbero, come dire, inciso un po' su tutti in maniera minore, probabilmente non ci troveremmo in questa situazione, ma poiché è stata fatta male e va a incidere molto su alcuni e per niente su altri, probabilmente credo che si possa trovare una soluzione. Poi io sono fiducioso e mi piace essere, come dicevo prima, positivista, anche perché credo poco al fatto che non ci siano le risorse. Le risorse ci sono, ma bisogna solo decidere dove spenderle. Voglio ricordare che la sicurezza non è un costo per lo Stato, perché se noi consideriamo la sicurezza un costo per lo Stato, probabilmente facciamo finta di non vedere quello che succede nelle nostre strade, oppure Assolutamente. siamo degli ipocriti
quando poi ci lamentiamo che le cose non vanno bene, sapendo già qual è il problema a monte. Infatti assolutamente, ma poi basta un rappresentante della forza dell'ordine pubblico, della forza pubblica, eccetera, per già dare un po' di tranquillità alle persone, o se non altro scoraggiare eventuali normali malintenzionati, chi poi decide di Certo. fare una cosa la fa lo stesso. Per quanto riguarda, ma questa è una domanda che mi viene in mente adesso, quando si parla di controllo, ordine pubblico, sicurezza, l'allarme che c'è stato a livello internazionale dell'ISIS, quindi tutta la situazione che si sta fomentando, sappiamo che nel nostro paese ce ne sono anche tanti, adesso sembra essere stato appena sgominato un attentato negli Stati Uniti che però vedrebbe coinvolti dei paesi terzi. Renzi è stato convocato da Obama a questo incontro internazionale. Voi avete segnali che possano essere un ulteriore elemento di vostro intervento? Allora, Oppure... segnali ce ne sono stati, come dire, anche ampiamente pubblicizzati, perché abbiamo avuto quel personaggio che dalla provincia di Treviso, mi pare, è andato a combattere per l'ISIS. Abbiamo delle informazioni su probabili infiltrazioni, su arrivi di clandestini. infatti era quello Adesso c'è da, come dire, pensare che o siamo stati bravi nel gestire il problema terrorismo fino ad ora o siamo stati fortunati. Questo non so dirglielo, però devo dire che i segnali purtroppo ci sono, ce li abbiamo anche in casa, perché qui in Veneto sono stati, oltre al militante che è partito, abbiamo avuto diversi arresti di imam in moschee dove veniva, come dire, fatto reclutamento, veniva propagandato l'idea appunto di una guerra santa. Ce li abbiamo e ce li abbiamo in casa. Al momento il fenomeno comunque è controllato, è attenzionato ed è gestito, sperando sempre che la cosa possa, come dire, non sfoci mai in qualcosa di peggiore, ecco. No, perché effettivamente per l'Europa, per i sistemi vari anche di altre realtà, l'Italia è un paese che fa entrare tutto, cioè di questo è visto, cioè, mi è capitato anche di rientrare da paesi esteri, extra UE, quando arrivi, devi andare in Italia, quando arrivi, passi in Germania, ti bloccano, ti controllano anche non so cosa, l'anima, perché proprio non si fidano assolutamente di Certo. quello che avviene in Italia e là lo capisci palesemente da quel che in qualsiasi altro paese extra UE ci sono dei controlli molto importanti alle frontiere, adesso vediamo addirittura con i poveri curdi cosa sta facendo la Turchia, però si difende, altri si arginano in qualche modo. Da noi invece potremmo essere proprio il buco di entrata di patologie come per esempio l'Ebola, di cui c'è allarme mondiale, gli Stati Uniti appunto l'hanno detto a chiare lettere, però da noi potrebbe entrare tranquillamente senza controllo, di infiltrazioni di un certo tipo, terroristiche, altrettanto pericolose, come dice lei, sulla fortuna, perché a questo punto è impossibile avere una presenza capillare o magari speriamo che non sia solo fortuna, che siano anche Beh, controlli e un certamente i combinato controlli ci disposto sono potrebbe perché, essere, perché viste almeno in le quello. operazioni fatte, insomma, gli arresti No, no, ma esatto, ma e i per rimpatri, carità, voglio ci dire, mancherebbe. comunque, Però effettivamente siamo molto, cioè dovremmo ricevere qualche aiuto, qualche supporto importante, perché altrimenti se li trovano in casa perché entrano da noi sostanzialmente, questo è il discorso, no? Cioè, visto che altri paesi non fanno entrare, cioè, mi sembra strano che la Spagna non sia invasa, per esempio, no, siamo invasi proprio noi, o la Francia. però Quindi vede, questa è una battuta che la faccio così proprio sommaria, però per carità, non richiedo una risposta da parte sua perché mi immagino non voglio neanche metterla nelle difficoltà di rispondere, lei è stato chiarissimo in grazie. questo e mi ha fatto anche molto piacere poterla incontrare, poter raccontare ai nostri telespettatori qual è la vostra situazione dietro le quinte, quindi che è molto importante, al di là di quello che si può leggere o meno nei quotidiani, chi riesce a leggere tutto, oppure sul web. Quindi io le pregherei appunto di tenerci aggiornati su questo, quindi magari se ci sono dei Volentieri. passi avanti, quello che succederà realmente dal vostro punto di vista. Siamo giunti al termine, quindi la devo ringraziare, il tempo è volato e ringrazio anche i nostri telespettatori di averci seguito. Grazie ancora, a domani. Grazie.